Sopporto mali innumerevoli. Tutto il mio popolo è malato e la mente non ha difesa. Una dopo l'altra vede affrettarsi le vittime come un uccello alato. La città sta morendo e non sa più contare i suoi morti. Senza compianto giacciono a terra i suoi figli. Portano morte e nessuno li piange. Il peana risplende e insieme risuona la voce del lutto. Per tutto questo inviaci, figlia adorata di Zeus, il tuo radioso soccorso. E Ares violento, che ora mi dà alle fiamme, tu volgilo in una fuga impetuosa, lontano dalla mia patria. Zeus, padre, tu che governi il potere di fuoco del lampo, annientalo con il tuo fulmine. Apollo, signore, vorrei che scagliassi i tuoi irresistibili dardi per difenderci dal pericolo. Invoco il dio dalla mitra d'oro, che ha il nome di questa terra. Baco, colore del vino, compagno alle Menadi, nell'Eoe. Avanza con la torcia splendente contro il dio che fra gli dei non ha onore. Voi pregate. E se accoglierete le mie parole, provvederete contro la malattia. E in risposta alle vostre preghiere avrete protezione e sollievo dai mali. Parlerò da persona estranea a questa storia, estranea ai fatti. Non potrei andare lontano nelle indagini senza un qualche indizio. Io che per ultimo sono diventato cittadino, chiedo questo a tutti i tebani. Chiunque di voi conosca chi ha ucciso Laio, riferisca a me ogni cosa. Se il colpevole, denunciandosi, teme per la propria vita, io dico, non soffrirà nulla di odioso e lascerà questa città senza subire danni. Se qualcuno sa chi è l'assassino, cittadino o straniero, non resti in silenzio. Avrà la mia ricompensa e la mia gratitudine. Era morto un uomo nobile, un re, bisognava indagare. Ora, io possiedo il potere che fu suo, il letto che fu suo, la donna che ha ricevuto il nostro stesso seme. E se la sfortuna non l'avesse privato di una prole, ci sarebbe nata una discendenza comune, di figli comuni, ma la sorte è piombata sul suo capo. Per questi motivi io mi batterò per lui, come se fosse mio padre, e percorrerò ogni strada alla ricerca dell'assassino di Laio. Signore, la tua maledizione ci chiama in causa, ma non abbiamo ucciso noi e non sappiamo indicare l'uccisore. E per quanto riguarda l'indagine, visto che ce lo ha ordinato Apollo, spetta a lui mostrare il colpevole. È giusto, ma nessun mortale può obbligare un dio a fare quello che non vuole. Allora vorremmo suggerire una seconda soluzione. Se ne avete anche una terza, ditela senza esitare. Noi sappiamo che tutto quello che vede Apollo, signore, anche Tiresia lo vede. Interrogandolo su questi fatti si potrebbe sapere con chiarezza. Non ho trascurato nemmeno questo. Su consiglio di Creonte l'ho mandato a chiamare. Sta arrivando. Tra i mortali, solo in lui vive la verità. Tiresia, tu osservi tutto. Ciò che può essere rivelato e ciò che deve essere taciuto. Ciò che è in cielo e ciò che è in terra, anche se non vedi, tu comprendi quale malattia si diffonde in città. Solo in te, Signore, possiamo trovare protezione e salvezza. Alle nostre richieste Apollo ha risposto che l'unica liberazione da questo male verrà se troveremo gli assassini di Laio e li uccideremo o li manderemo in esilio da questa terra.
Tu dunque non trascurare alcuna strada della tua arte profetica. Salva la città, salva te stesso, salva me, salvaci da ogni contaminazione del morto. Siamo nelle tue mani. Aiutare un uomo come meglio si può è l'opera più nobile. Com'è tremendo sapere quando non dà vantaggio a chissà. Ne ero consapevole, ma l'ho dimenticato, non sarei mai venuto qui. Che succede? Come sei già senza speranza? Rimandami a casa. Sarà più facile sopportare il nostro destino, io il mio, tu il tuo. Fidati. Dici cose che sono contro le leggi e ingrate verso questa città. Lei ti ha cresciuto e tu le rifiuti la parola. Sì, perché vedo che le tue parole non vanno a segno e non vorrei capitasse anche a me. Per gli dèi non voltarci le spalle. Tu che sai, noi tutti qui ti supplichiamo in ginocchio. Perché voi non sapete. Io non rivelerò mai i miei mali per non parlare dei tuoi. Come? Sai ma non parli. Vuoi tradirci? Condannare la città alla morte. Io non voglio dare dolore né a me né a te, perché ti ostini a chiedere, è inutile da me, non saprai nulla. Infame degli infami. Faresti infuriare anche una pietra. Non vuoi parlare. Vuoi restare così inflessibile, così ostinato. Tu critichi i miei impulsi, ma non vedi i tuoi, quelli che vivono in te, e così preferisci prendertela con me. Chi non andrebbe su tutte le furie a sentire queste parole? Tu stai oltraggiando questa città. Le cose verranno ugualmente, anche se io le copro col silenzio. Che cosa verrà? Dimmelo. Io non voglio dire oltre. Adesso, se vuoi, scatena pure la tua rabbia più feroce. Sì. E nella mia rabbia io ti dirò tutto quello che penso. Sappi che per me questo crimine l'hai macchinato tu. L'hai commesso tu. Solo non hai ucciso con le tue mani. Anzi, se non fossi cieco, giurerei che sei tu l'unico colpevole. Davvero? Allora io ti dico, rispetta l'editto che hai appena emanato e da oggi non rivolger più la parola né a loro né a me, perché sei tu l'empio che contamina questa terra. Spudorato! Osi parlarmi così? Come pensi di metterti in salvo? Io sono già in salvo. In me è forte la verità. E da chi l'hai imparata? Non certo dalla tua arte. Da te. Tu mi hai spinto a parlare anche se io non volevo. Parlare? Di cosa? Dimmi di più, così capirò meglio. Non hai afferrato prima o mi stai provocando? Non posso dire di aver capito. Forza, parla ancora. Dico che sei tu l'assassino che cerchi. Ripetilo e la pagherai. Devo dire dell'altro per aumentare la tua rabbia? Di pure tutto quello che vuoi, parlerai invano. Dico che senza saperlo tu ti unisci in modo turpe a chi ti è più caro e non vedi a che punto ti sei spinto nel male. Tu credi di poter parlare sempre così liberamente? Sì, se la verità ha una sua forza. Ce l'ha, ma non per te. Non per te che hai ciechi gli occhi, le orecchie e la mente. Sei un infelice. Queste cose che tu rinfacci a me, presto tutti le rinfacceranno a te. Ti nutre una sola lunga notte. Tu non puoi fare del male né a me né a nessun altro che veda la luce del sole. E non per mia mano ti colpirà il destino, basterà Apollo e sua cura
che questo si compia. È di Creonte questa trovata. Non è Creonte la tua rovina, ma tu stesso. Ricchezza, potere, arte che supera ogni arte in questa vita piena di invidie. Quanto astio si coltiva intorno a voi. Per questo potere che la città mi ha consegnato come un dono, non richiesto, Creonte, l'amico fedele, il compagno di sempre, si è insinuato di nascosto e vuole cacciarmi. In segreto ha mandato questo ciarlatano intrigante, questo impostore straccione, che ha occhio per il guadagno, ma nella sua arte è cieco. Forza! Spiega. Com'è che saresti un profeta affidabile? Come mai quando qui la cagna cantava tu non hai detto una parola che potesse liberare i cittadini? Eppure l'enigma non poteva certo risolverlo il primo arrivato. Sarebbe servita la parola di un profeta. Ma tu non ti sei fatto vedere. Non hai portato un responso tratto dal volo degli uccelli o inviato dagli dei. Sono arrivato io Edipo che non sa nulla, e l'ho messa a tacere. Ho colto nel segno con la forza dell'intelligenza, non con i presagi. Ecco chi stai cercando di cacciare, credendo che così siederai al fianco del trono di Creonte. Io penso che tu e quello che ha ordito questa congiura la pagherete cara. Se non avessi l'aspetto di un vecchio, l'avresti già imparato a tue spese, il tuo sapere. Edipo, a noi sembra che abbiate parlato entrambi in preda all'ira. Non è questo che ci serve, ma capire qual è la via migliore per risolvere gli oracoli del Dio. Anche se sei il re, devi concedermi il diritto di risponderti da pari a pari. Spetta anche a me. Io non vivo per servire te, ma Apollo. E così io non sarò mai iscritto tra i protetti di Creonte, visto che mi rinfacci di essere cieco. Io ti dico, tu hai la vista buona, ma non vedi a che punto ti sei spinto nel male, dove vivi, con chi vivi. Ma lo sai tu da chi discendi? Non capisci di essere odioso ai tuoi sotto e sopra la terra, e questa doppia maledizione della madre e del padre ti scaccerà con piede tremendo da questo paese. Ora vedi, ma presto sarà solo tenebra. E allora in quale porto non approderanno i tuoi lamenti? Su quale citerone non risuonerà la loro eco quando ti accorgerai a quali nozze ti ha spinto senza ormeggio un vento propizio? E non ti rendi conto della folla di altri mali che ti renderanno uguale a tuo padre e ai tuoi figli. Davanti a queste cose insulta pure me e Creonte. Nessuno tra i mortali soffrirà un male più grande del tuo. È intollerabile sentirsi dire da quest'uomo parole del genere. Va alla malora, tornatene a casa, vattene. Io non sarei nemmeno mai venuto se tu non mi avessi mandato a chiamare. Perché non sapevo che avresti parlato come un folle, altrimenti mai ti avrei chiamato in casa mia. Come vuoi, sì, sono un folle, ma saggio agli occhi dei tuoi genitori, quelli che ti hanno concepito. Quali? Fermo! Quale mortale mi ha concepito? Questo giorno ti darà la vita e ti darà la morte. Come parli sempre per enigmi. E non sei tu il migliore a risolverli. Mi rinfacci quello in cui sono più grande. Proprio la tua fortuna è la tua rovina. Non importa se ho salvato la città. Me ne vado. Sì, vattene. Quando sei qui tra i piedi sei solo d'intralcio. Se te ne vai almeno non farai altri danni. Me ne vado, ma prima dirò
quello per cui sono venuto. Quell'uomo che cerchi da tempo per l'omicidio di Laio, con minacce e con proclami, quell'uomo è qui, straniero solo a parole, ma poi si scoprirà che è tebano per nascita e ciò non gli darà alcuna gioia. Infatti vede e sarà cieco e ricco e sarà un mendicante, vagherà guidandosi con il bastone in una terra straniera, si scoprirà che è fratello e padre dei figli con cui vive, che è figlio e sposo della donna che l'ha generato e che è l'assassino del padre con cui ha condiviso la semina. Per gli dei, Edipo, spiega anche a me da dove è venuta una furia così grande. Te lo dirò, la colpa è di Creonte e delle sue congiure contro di me. Parla, spiegando la tua accusa, direi anche la ragione della lite. Dice che sono io l'assassino di Laio. È una cosa che sa o lo ha sentito da un altro? Ha mandato un indovino disonesto, perché quanto a lui non si compromette. Allora considerati già assolto da quello che stai dicendo. Stammi a sentire e imparerai che niente che sia mortale possiede una capacità profetica. Te ne darò una piccola prova. Un tempo arrivò a Laio un oracolo. Il suo destino sarebbe stato di morire per mano di un figlio nato da lui e da me, ma stando a quel che si dice, Laio fu ucciso da briganti stranieri all'incrocio di 3 strade. Non erano passati 3 giorni dalla nascita di nostro figlio che Laio, legatolo per i piedi, lo fece gettare su un monte inaccessibile e così Apollo non adempì la sua profezia. Il figlio non fu l'assassino del padre e Laio non subì dal figlio il crimine tremendo che temeva. Queste cose le avevano annunciate le parole dei profeti. Non te ne curare. Quello che il Dio ha bisogno di cercare lo mostra lui stesso chiaramente. Come sai, mio padre è Polibo di Corinto, mia madre è Merope, una donna dorica. Tra i cittadini di lì ero considerato un uomo importante, prima che succedesse ciò che sto per raccontarti. A un banchetto, un uomo al colmo dell'ubriachezza mi chiamò figlio falso di mio padre. Io per quel giorno sopportai a stento l'angoscia, ma il giorno dopo andai dritto da mia madre e mio padre e li interrogai. Loro erano sdegnati per l'insulto di quell'ubriaco, eppure quell'offesa continuava a rodermi, penetrava nel profondo. Allora di nascosto da mia madre e mio padre partii per Delfi. Febo però non mi diede il responso per il quale ero venuto, ma con la sua voce mi preannunciò sventure terribili e funeste. Era destino che io mi unissi a mia madre, che dessi alla luce una stirpe insopportabile alla vista degli uomini, che fossi l'assassino del padre che mi aveva concepito. E io, dopo aver sentito queste parole, mi tenni lontano dalla terra di Corinto, orientandomi con le stelle, andando dove non vedessi mai realizzarsi l'onta dei miei terribili oracoli. Durante il viaggio, io arrivai proprio al punto in cui tu dici che fu ucciso il re. A te, Giocasta, io racconterò la verità. Viaggiavo nei pressi di quel trivio, quando mi imbattei in un araldo e in un uomo dall'aspetto che dici tu, a bordo di un carro trascinato da alcuni cavalli,
Il guidatore e il vecchio cercano entrambi di gettarmi fuori strada con la forza. Allora io colpisco con rabbia l'auriga che mi spingeva fuori. Non appena lo vede, il vecchio aspetta che io mi avvicini al carro e subito mi colpisce in piena testa con uno sprone a 2 punte. L'ha pagata. E a caro prezzo. Lo colpisco con il bastone che tenevo proprio in questa mano. Lui subito è sbalzato fuori dal carro. Cade disteso sulla schiena. Li ho uccisi tutti. Ora, se quello straniero era Laio, chi potrebbe essere adesso più sciagurato, più in odio agli dei di me? Che non posso avere accoglienza né in città né fra gli stranieri, che non posso parlare con nessuno, che devo essere scacciato dalla mia casa e sono stato io, nessun altro, io, a infliggere queste maledizioni su me stesso. E se dovrò andare in esilio, non mi sarà nemmeno concesso di rivedere i miei genitori, ritornare a Corinto, altrimenti è destino che io mi unisca a mia madre Merope e che uccida mio padre Polibo, che mi ha cresciuto e concepito. Non avrebbe ragione qualcuno a dire che tutto questo viene da un Dio crudele? Sacra maestà degli dei, che io non veda mai quel giorno. Ma perché non ti libero da questa paura, Signore, se è vero che sono venuto qui da amico? Avrai certamente una ricompensa da parte mia. È proprio per questo che sono venuto, per avere un beneficio dal tuo ritorno in patria. Non farò mai ritorno dai miei genitori. Ma tu non devi aver paura, Polibo non aveva nessun legame di sangue con te. Che dici? Non è Polibo che mi ha generato. Non più di me. E allora perché mi chiamava suo figlio? Devi sapere che ti ricevette in dono dalle mie mani. E mi amò così tanto, anche se mi aveva ricevuto dalle mani di un altro. Sì, perché prima di te non era riuscito ad avere figli. Ti avevo trovato nei boschi, fra le valli del Citerone. Curavo le greggi là, sul monte. Ci andavi per lavoro, eri un pastore. Quel giorno, figlio, fui anche il tuo salvatore. Quando mi trovasti, che male avevo? Le tue caviglie potrebbero rispondere. E io ti liberai, slegando i tuoi piedi trafitti. Ero ancora in fasce. Fu terribile l'offesa che soffrii. Da quella ricevesti il nome che ora porti. Fu mio padre. Fu mia madre. Dimmelo, in nome degli dei. Non lo so, potrà dirtelo meglio quello che ti diede a me. Mi ricevesti dalle mani di un altro. Non mi trovasti tu. No, ti consegno a me un altro pastore. E chi è? Lo conosci? Puoi descrivermelo. Dicevano che fosse uno della casa di Laio. Quel Laio che un tempo era signore di questa terra. Sì, quel pastore era un suo servo. Ed è ancora vivo. Potrei vederlo. Voi che abitate qui lo saprete certamente meglio di me. C'è qualcuno qui presente che conosca il pastore di cui parliamo? Che l'abbia visto in città o nei campi? Parlate! Perché è giunto il momento di fare luce su questi fatti. Io credo che sia lo stesso uomo che cercavi prima, quello che vive nei campi. Ma Giocasta qui potrà dirtelo meglio. Giocasta, ricordi l'uomo che volevamo far venire qui poco fa? È di lui che parla. Che ti importa di chi parla? Non te ne curare, credimi, sono parole inutili, dimenticale. Davanti a indizi del genere, io non posso non fare chiarezza sulle mie origini. In nome degli dei, se ti è cara la vita, non indagare. Basta già il mio strazio. Fatti coraggio. Anche se si scoprisse che sono figlio di schiavi da 3 generazioni, tu non perderai certo la tua nobiltà. Dammi retta. Ti imploro, non farlo. No, io voglio conoscere la mia stirpe, per quanto modesta. Sventurato, che tu possa non sapere mai chi sei. Voi,
Portatemi qui il pastore. E lei, lasciatela vantarsi della sua stirpe nobile. Infelice. Solo questo ho da dirti e poi nient'altro. Mai più. Mai più. Infelice! Ma perché? Che cosa vuoi sapere? L'hai dato o no a quest'uomo il bambino di cui parla? Gliel'ho dato. Magari fossi morto quel giorno. È quello che ti succederà se non risponderai. Ma ho già ammesso di avergli dato il bambino. Da dove l'hai preso? Dalla tua casa? Da quella di qualcun altro? Non era mio, l'ho ricevuto da un tale. Da chi fra i cittadini? Da quale casa? In nome degli dei, Signore, ti prego non indagare oltre. Sei morto, se devo chiederlo ancora. Da uno della famiglia di Laio. Da un suo schiavo. Da un suo parente. Ahimè, sono sul punto di dire la cosa terribile. E io di ascoltarla. Eppure ascoltarla si deve. Si diceva che fosse figlio suo, ma la signora che è dentro saprà dire meglio. Te lo diede lei? Sì, Signore. Con quali ordini? Che lo uccidessi. Lei che lo aveva partorito. Per paura di oracoli terribili. E quali? Si diceva che il bambino avrebbe ucciso i genitori. E tu? Perché lo affidasti a quell'uomo? Ne ebbi pietà. Pensavo che l'avrebbe portato in un'altra terra, quella da cui proveniva, ma lui lo salvò per mali più grandi perché se quel bambino sei tu, sappi che sei nato con un destino tremendo. Tutto è chiaro. Luce che io ti possa vedere adesso per l'ultima volta. Io sono nato da chi non dovevo. Mi sono unito a chi non dovevo. Ho ucciso chi non dovevo. Ahimè, non ho nemmeno la forza di guardarti, ma molte cose vorrei dirti, molte cose vorrei domandarti e molte cose vorrei comprendere. Tale è il tremito di paura che tu mi dai. Dove mi trovo? Infelice. Dove si disperde la mia voce volando. Destino dove sei piombato. Nube di tenebra che mi avvolgi. Mio abominio. Assalto indicibile, indomabile, sospinto da un vento nefasto,
di nuovo mi colpiscono come una cosa sola il dolore di questi colpi e il ricordo dei mali. Amici, non ve ne siete andati. Mi restate compagni. Siete rimasti a prendervi cura di me, cieco. Tu che hai commesso atti tremendi, con che coraggio hai devastato i tuoi occhi? Quale Dio ti ha spinto? Apollo. È stato Apollo a compiere questi miei mali. Questi miei mali. Ma io soltanto ho colpito con mano mia. A che serve ancora vedere se non c'è che dolore a vedersi? Quale parola che potrei sentire mi darebbe gioia? Portatemi fuori, mandatemi via. Mandatelo via, amici. Il più maledetto, quello che porta rovina, il mortale più in odio agli dèi. Infelice di pensiero e di sventura, come vorrei non averti mai conosciuto. Maledetto l'uomo che vagando tra i pascoli mi tolse ai ceppi selvaggi che mi legavano i piedi e mi salvò, sottraendomi alla morte. Non ha fatto il mio bene. Fossi morto allora, non sarei diventato l'assassino del padre. Non sarei stato chiamato tra i mortali sposo della donna che mi ha messo al mondo. E ora invece sono senza dei, figlio di genitori sacrileghi. Se esiste un male più grande del male, anche questo ha avuto in sorte Edipo. Non so. Per che cosa mi supplichi? Che cosa vuoi ottenere? Buttami al più presto fuori da questa terra, dove nessun mortale mi veda e mi rivolga parola. L'avrei già fatto, stanne certo, ma prima voglio sapere dal Dio come devo agire. L'oracolo del Dio si è chiarito in tutto. Mandare a morte me, l'empio, l'assassino del padre. E tuttavia, nella difficoltà in cui siamo, è meglio informarsi su cosa si deve fare. Chiederete un responso su uno sciagurato come me. Sì. Almeno adesso dovresti fidarti del Dio. Ti scongiuro. Ti supplico. Da sepoltura a quella che vuoi, a quella che giace nel palazzo. È giusto che tu ti occupi dei tuoi parenti. Quanto a me, che questa città non sia obbligata a incontrarmi da vivo. Lasciami andare a vivere tra le montagne, là dove sorge il monte chiamato Citerone, là dove mia madre e mio padre volevano che fossi sepolto vivo, così io morirò secondo le loro intenzioni. Mandami in esilio da questa terra. Mi chiedi un favore che ti può accordare solo il Dio. Ma io sono in odio agli dèi. E allora lo otterrai presto. Dici davvero? Di ciò che non so, preferisco non parlare. Abitanti di Tebe, guardate, questo è Edipo, che conosceva gli oracoli, l'uomo più potente. Nessuno dei cittadini guardava senza invidia alla sua sorte. E ora è travolto
dall'onda imponente della sventura. Perciò, guardando alla fine di Edipo, nessuno di noi mortali potrà veramente ritenersi felice fino a che non sarà liberato dalla vita, fino a quando non sarà morto e non potrà più soffrire.